L'opera d'arte più caratteristica di Treviso non si trova in un museo, in una chiesa o all'interno di un'antica dimora nobiliare. È diffusa sulle facciate e sui muri dei suoi palazzi e delle sue case, tanto da meritare al capoluogo della Marca l'appellativo di Urbs Picta, città dipinta. Sono 476 gli edifici cittadini decorati da intere pareti a poche tracce. Altri 120 affreschi sono purtroppo andati persi nel corso dei secoli perché cancellati o perché è stato distrutto l'intero fabbricato, ma possono essere ricostruiti nei documenti d'archivio. Una pratica, quella di decorare le pareti, diffusasi nel Medioevo per sopperire all'impossibilità di utilizzare materiali più costosi come il marmo e proseguita fino in tempi moderni. Lo conferma la storica dell'arte Chiara Voltarell. Treviso ha avuto una grandissima sviluppo per quanto riguarda le facciate affrescate che risalgono già al Medioevo, cioè mentre costruivano gli edifici in laterizio, e pensiamo all'epoca comunale, Palazzo di Trecento, le mura, le porte comunali, direttamente le affrescavano. Quindi ci immaginiamo già nel Medioevo una Treviso variopinta. Le porte erano decorate con degli stemmi, con delle immagini di santi, così come dovevano essere le mura, di cui sono state trovate delle testimonianze da parte di Botter, e via via c'è stato uno sviluppo sempre più diffuso, diciamo così, e prende sempre più piede questo gusto per il colore. Una delle tipologie più ricorrenti e che davvero caratterizzano la città sono le finte tappezzerie, e qui potete andare nel sottoportico di Palazzo Trecento, trovate delle bellissime finte tappezzerie, in particolare sono molto interessanti quelle dove trovate delle patere, dei tondi con all'interno ci sono raffigurati degli animali fantastici o reali, che sono delle chiare derivazioni dei tessuti che circolavano all'epoca, tessuti che arrivavano dall'Oriente in genere, quindi si vede proprio una diretta ripresa di quello che è il tessuto di moda all'epoca. Ad esempio i velluti veneziani li potete ritrovare nella facciata di via Riccati, una facciata con una decorazione in rosso, sembra proprio un tessuto veneziano, un velluto veneziano. Un'altra tipologia sono le facciate di tipo figurativo, allora anche qui ritorniamo al Medioevo con quel gusto di tipo cavalleresco che viene ricordato nel sottoportico in via Manzoni, dove trovate delle dame, dei cavalieri, e quindi raffigurato l'amor cortese, insomma ci riporta proprio nel clima di quel momento. E poi queste facciate di tipo figurativo con questi grandi affreschi e delle scene popolate da figure, come ad esempio in via Sant'Agostino abbiamo il Giudizio di Paride, o appunto ancora in via Sant'Agostino abbiamo il Ludovico Fiumicelli che alla metà del Cinquecento fa delle bellissime decorazioni di tema mitologico. Noi pensiamo sempre agli affreschi, ma non ci sono solo affreschi in queste decorazioni, sono varie tecniche. Esattamente, noi parliamo di affresco perché è quella tecnica più tradizionale e storicizzata anche, ma nel Cinquecento ad esempio abbiamo delle testimonianze di graffito, e c'è una casa in via Bianchetti che è davvero una rara testimonianza, molto molto raffinata, ma visto che la nostra ricerca arriva fino ai giorni d'oggi, ecco che nei tempi più recenti si usano altre tecniche, e quindi abbiamo tenuto in considerazione anche affreschi recentissimi. Pensiamo alla Città Giardino. Nella Città Giardino, se noi andiamo, vediamo proprio una ripresa delle finte tappezzerie, ma siamo nel Novecento, quindi riviste e rimodernate. Da 6 anni proprio Chiara Voltarell, insieme all'architetto Rossella Riscica e ad altri collaboratori, sta conducendo un progetto di studio e censimento di queste pitture parietali per conto della Fondazione Benetton Studi e Ricerche. La Fondazione ha un punto di vista internazionale, però non si dimentica del fatto di avere la sua sede a Treviso. E questo è il motivo per cui periodicamente dedichiamo delle energie e delle attenzioni alla città di Treviso. Il laboratorio fatto su Prato della Fiera, questa cosa degli affreschi come gesto di attenzione per una questione legata al mondo dei beni culturali. A Treviso esiste un patrimonio culturale che a nostro avviso si è dimenticato di esistere. Il patrimonio culturale, se non è vissuto dai cittadini, non è più. La città si è dimenticata di avere certe caratteristiche, di avere certe bellezze, le ha nascoste, non le conserva più. Non è una questione di cattiveria, è una questione di sensibilità. Noi abbiamo cercato di inserirci in questo problema segnalando un'assenza
e raccomandando ai trevigiani che devono prendersi in carico questo loro patrimonio. Ora il lavoro è condensato nel volume Treviso Urbs Picta, facciate affrescate della città dal XII al XXI secolo, conoscenza e futuro di un bene comune, edito dalla Fondazione Benetton in collaborazione con Antiga Edizioni. All'interno i saggi di numerosi storici e studiosi, oltre che delle due curatrici del progetto, e un ricco apparato iconografico, dalle foto storiche alle immagini attuali, scattate anche grazie ad un'apposita piattaforma che ha permesso di raggiungere punti prima inarrivabili e scoprire decorazioni finora pressoché invisibili. Non solo, i risultati del censimento confluiranno in una banca dati online e in un'app. Grazie alla georeferenziazione degli edifici, ciascuno potrà costruirsi e consultare sul proprio telefonino una mappa personalizzata delle decorazioni in base a soggetto, epoca, colori. La ricerca rilancia però anche la necessità di tutela di questo patrimonio artistico, spesso trascurato, coperto dalle tende dei negozi, svilito dai bidoni dei rifiuti, semplicemente a rischio per il passare del tempo, l'inquinamento, l'incuria. La ricerca ha fatto emergere una complessità anche dello stato di conservazione. Abbiamo buona parte del patrimonio che in realtà è stato restaurato, ma magari molto tempo fa, e quindi necessita di ulteriori restauri e di manutenzione. Purtroppo quasi la metà degli edifici e degli affreschi versa in uno stato molto preoccupante, quindi è assolutamente necessario poter intervenire per poter conservare e tramandare poi ai posteri quello che è la nostra città dipinta. Si può ancora recuperare, ce n'è stato anche qualche esempio non molto distante in Calmaggiore di recente, ma si può ancora recuperare? Assolutamente sì, dobbiamo recuperare appunto l'esempio di Palazzo Zignoli in Calmaggiore, che ha visto l'aiuto sia dei condomini che del comune, ha permesso di riportare al loro splendore parte degli affreschi di Pozzo Serrato, quindi un autore anche molto importante del Cinquecento, e quindi ci ha dimostrato che molto si può ancora fare per conservare. E si può fare qualcosa anche per scoprire, perché c'è ancora qualcosa di nascosto forse di questo patrimonio. Assolutamente sì, noi abbiamo rilevato 475 edifici che hanno tracce di affreschi o che hanno avuto tracce di affreschi, eppure ancora si scoprono degli edifici che hanno sotto l'intonaco magari ottocentesco tracce di intonaci storici. L'anno scorso è stato scoperto un affresco tardogotico sotto un intonaco anonimo grigio ottocentesco, un affresco anche di qualità che ricorda Cadanoal, quindi molto importante. Proprio per questo anche l'amministrazione comunale si sta dando da fare, come assicura il sindaco Giovanni Manildo. Il comune cosa può fare? Cercare di aumentare la cura dei proprietari verso questi luoghi e aiutarli nelle opere di restauro, quindi abbiamo tramite la creazione di un comitato proposto delle agevolazioni fiscali che sono l'esenzione della COSAP, quindi dell'occupazione di suolo pubblico per gli interventi di pubblico interesse, aliquote agevolate IMO-TASI e il dimezzamento di queste aliquote agevolate per i proprietari che provvederanno al restauro e alla cura di questi strepitosi capolavori che abbiamo nelle nostre case. Stiamo cercando di promuovere l'art bonus negli immobili pubblici per arrivare quindi al restauro di affreschi che insistono su immobili pubblici. Questo per recuperare la loro bellezza, questi affreschi che sono veramente un patrimonio incredibile della nostra città. Perché, come nel Medioevo, Treviso vuole tornare a splendere di colori.